Gli alpini, un esempio per l'Italia. Con questo striscione, che riassume l'essenza del corpo degli alpini, si apre lo sfilamento dell'87esima Dunata Nazionale. I colori, i volti e le emozioni che solo le penne nere riescono a regalare, attirando ad ogni appuntamento migliaia di persone. 480.000 le presenze per questa Dunata di Pordenone, uomini, donne e bambini che nonostante il maltempo che si è abbattuto sulla sfilata hanno resistito per applaudire le penne nere provenienti da tutta Italia. Ci sono i Vece e poi subito dietro i Boccia ad aprire lo sfilamento, il passato e il presente di questo storico corpo. Tocca poi alle delegazioni provenienti da ogni angolo del mondo ad attraversare il percorso con i loro gonfaloni, per poi lasciare spazio alle penne nere italiane. Gli alpini sfilano, si girano e salutano il palco delle autorità, che per la prima volta accoglie un premier, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. In serata arriva il momento delle penne nere del Triveneto, salutate da un vero e proprio acquazzone che non ferma però lo sfilamento, che non dimentica la crisi con due striscioni che ricordano le due vertenze più sentite in questo territorio, quelle dell'Idea Standard e dell'Electrolux. La sfilata si conclude, come di consueto, con l'arrivederci alla prossima Dunata del 2015 in Abruzzo, all'Aquila. Ma il Veneto guarda oltre. Vicenza, infatti, è candidata ad ospitare l'appuntamento del 2016, mentre per la Dunata del 2017 o 2018, che coinciderebbe anche con il 90° raduno, si auspica una Dunata del Piave tra Vittorio Veneto e Treviso, per celebrare anche il 100° anniversario della fine della Grande Guerra. Gli alpini veneti incrociano già le dita. Il centenario sta iniziando e quindi nel rispetto del centenario troverei che la collocazione della Dunata a Vicenza abbia una sua piena motivazione. Poi a seguire i giochi si aprono per Vittorio Veneto, si aprono per Treviso.